Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora siamo qui su un gioco che sto aspettando da non so quanto. F1 Manager 2022. Giocavo F1 Manager 2000. Ne parliamo di qualche annetto fa. Vediamo proprio oggi, non so se faremo vedere gara, forse un inizio delle prove libere perché il La gioco Formula è 1, molto... uno sport che unisce no, qua però ho cuori. paura di copyright. La Mercedes è tornata in Formula 1 nel 2010. La Allora, Ferrari ha disputato ogni aspetta, stagione. aspetta. Allora qua la mia decisione è La tra McLaren è una pietra miliare. McLaren, Alfa L'Alfa Romeo, Romeo va. silenzio un attimo, e La Haas. Haas è... Io però vorrei riportare la scuderia. Vorrei riportare la scuderia di Walking a vincere qualcosa. Cioè, saldo iniziale medio, però. Vediamo. Alfa bassa. Allora, stiamo in McLaren, ok. Prestazioni auto 8 su 10, prestazioni pilota 4 su 10, prestazioni personali 6 su 10, velocità al quartiere generale 4 su 10. L'auto qua è qua, che sparo quarta però. E vabbè, l'asse è settima. Cioè, è la più scarsa. Guarda che grafica, fai megliori. Sono un po' indeciso, sono un po' indeciso. Beh, mamma mia, l'è pauroso, l'è pauroso. Chi mi piglio? Sono un po'... vediamo... L'Alfa Tauri è Vabbè, fatto entrata. sul cazzo. L'Alpine è stata la novità del 2021. Però anche qua con Alfonso. Sono indeciso. Però vorrei Alfa Romeo, porca miseria. No, sono McLaren. Vado McLaren perché ho Lando Norris che sapete che mi filo da anni, quindi vado McLaren. Boh. Ok. Allora andiamo. Speriamo di vedere, sapete che sono quello delle mod, di vedere anche mod tipo non so con tutte le leggende, io ci spero. Ok. Teniamo la guida. Ok, conferma. E si parte ragazzi per questa avventura. Ciao, piacere di conoscerti. Sono Audrey Mensa, membro senior della squadra. Audrey Mensa, andiamo tutti Il in nostro mensa. benvenuto in squadra è un onore per noi. Stanno Ok. una coppia di piloti McLaren Sì. di alto profilo e abbiamo una squadra fenomenale. In Ok. quanto team principal, sei responsabile della squadra 360. Va bene, di rigare, Questo ok. pannello ti permette di tenere sotto Va bene. Iniziamo con una panoramica del Consiglio. Il Consiglio definisce le aspettative della squadra. Queste Il robe le Consiglio so. fissa gli Va obiettivi. bene. Mancano pochi giorni al primo weekend. Ok. Considerato che il tuo primo giorno non ci sono incombenze urgenti. Va bene. Allora, siamo dentro il menu che ricorda molto Motorsport Manager, capolavoro assolutamente. Non dimentichiamoci di cos'è Motorsport Manager, anche se questi diritti per Motorsport Manager è una chicca. Allora mail, Audrey Mensa, Audrey. Me la godo. Ciao. Ora il calendario. Questo è il tuo calendario del mese. Allora, beh, sono le tappe del mondiale. Ok, 75. Safety car 100%, sì. Bah, ho visto qualcosa, finora ho visto pochi ritiri, pochi safety car, però secondo me è solo l'inizio, speriamo. Qui puoi apportare le ultime modifiche prima. Ok. Allora. Auto. Uno dei miei posti preferiti. Qui è dove vengono assemblate le auto e sviluppate. Sono tutto a cannone, comunque in 4K. Durante la stagione dovrai assicurarti che la squadra Ok, solo capire anche dove ho difficoltà. Qua i piloti, va bene. Beh, ho l'andone, signore. Cioè, io sono tranquillo. E Van Dorn come collaudatore. La migliore squadra. Qua abbiamo meccanici. Poi oggi pensiamo se io vorrei prima sviluppare la macchina comunque. Strutture. Qui puoi vedere le strutture. Ma basta. Strutture e sviluppo auto.
Ok, perfetto. Però siamo messi già bene qua, io non toccherei all'inizio, qua ci dedichiamo più Ricorda di... media, vabbè. A lungo termine, arrivare quinti o migliore. Bah. Ok. Ah, qua che mettono le mie statistiche. Ok. Vabbè, qua lo vogliamo con calma. Contabilità. Qui puoi analizzare. Piazzamenti. Qua però non c'è un albo d'oro. Non abbiamo l'albo d'oro. Abbiamo, diciamo, parte dall'inizio. Dai. Speriamo che però dopo si veda negli anni prossimi. Sapete, è una cosa che mi piace. Allora, auto. Per avviare un progetto devi assegnare la squadra ingegneri collabora. Ok, puoi partire con un nuovo progetto di sviluppo. Questi sono i puoi valutare le performance. Osserva i diversi. Consigliabile per il circuito, cruciale per il circuito. Ok, allora. Alta velocità. Ok, allora. La competenza della squadra. Non rompere Nella i fase di coglioni. No, però me lo progettazione, i coglioni sta qua. assegnando Mm. No, aspetta un attimo. Anteriore, posteriore, sottoscocca. E che farei il sottoscocca? Ma possiamo fare tutto quanto questo. Facciamo solo questo. Ok. Così lo alziamo di più, teoricamente. Ok. Continua. Quindi facciamo solo questo per il momento. puoi ordinare alla squadra ingegneri di nel Allora. No, aspetta. Equilibrato, prestazione alta velocità. Aerodinamico. Equilibrato, va così. È duretta qua, eh. Stiamo su equilibrato, dai. Allora. Media velocità. Non è facile, Ok. per finire, prima che la squadra ricorda che queste decisioni determineranno durata e costo. Ciao. Abbiamo 6 ingegneri, facciamo 4. Intensivo. Mi costa però di più. Proviamo così. Ottimo lavoro, il progetto è in corso. Nel calendario potrai vedere che la squadra ha fissato progettare nuovi. Bene. Vediamo se cerchiamo di imparare anche progetti in corso, che avevo questo, perfetto. Dovremo migliorare la monoposto. Le altre squadre continuano.
Non può capire queste cose. Vedi la Ferrari, media griglia, ok. Vabbè, insomma andiamo un po' avanti, non solo neanche provare il tutto. Carriera. Ah, ok, bello. Quindi per esempio e questi chi sono? Ah, ok, boh, perfetto. Ok, sto andando un po' così, cercando un attimo di vedere tipo Alfonso. Ok, campionati vinti, boh, perfetto, questa cosa qua, ciao. E continua. Non è più il tuo primo giorno, ma ti metteremo al passo. Non Ok, preoccuparti. Proseguirai. Diamo uno sguardo alle attività previste oggi. ora mail. Hai ricevuto una richiesta di approvazione del budget. Per la maggior parte, il budget di una squadra è... Ok. Allora, praticamente abbiamo pensato di organizzare un party, benvenuto per tutti i membri della squadra. Ah, sono d'accordo, spendiamoli sti soldi. Credo sia una Ok. buona decisione. Quantomeno, direi che è il momento di concentrarci sul primo grado. Poi, obblighi sponsor. Tutti gli articoli di personaggi su cui sono... Ok. Quindi dobbiamo fare merchandising. Va bene. Promozionale. Aspettare di promozionare il box durante le gare. Evento nella sala dei cimeli. Ok. Vabbè, poi vedrò come fare, non è che devo fare per forza subito. Va bene, allora. Torniamo sulla di sviluppo, capitale con Ben Watkins e la dinamica Mitchell Coomer. Va bene. C'è sempre qualche dettaglio da sistemare all'ultimo minuto. Gara. Questa è l'area di Beh, preparazione. la vediamo dopo Prima di- però. Mail. Ok, hai tutto. Stai buono. Bahrain, allora, ok, obiettivi prestazionali, verifica assemblaggio auto, ok, adesso mi controllo tutto. Cielo sereno. Sono 7 giri, 1.31, ok. Vabbè, no, adesso questo non mi serve. Gara. Questa è la... Prima di ogni... Rivedi obiettivi. Questi sono gli obiettivi prestazionali. Abbiamo qui, ok. Ma va! Allora, obiettivo qualifiche, raggiungi il Q2. Eh, Sembra un obiettivo che possiamo soddisfare. Ok, però mi danno meno soldi così, penso. Stiamo tranquilli. No, aspetta. Sì, ma in realtà... infatti non mi dà niente perché comunque lui mi chiede il Q2, quindi è impossibile. Ok. Obiettivo di gara. Sono finale decimo almeno. Ok. Obiettivo serie positiva. Serie posizione di qualifiche. Posizione di qualifica almeno 12esimo. Ok, evitiamo adesso di fare cose troppo hai completato le eccessive. attività. Panoramica piloti, vabbè. Assemblaggio auto. Vabbè, qua abbiamo tutto, diciamo, di fabbrica perché non avevamo sviluppato niente. Questo è il deposito. La Qua abbiamo squadra tutto quello ingegneri- che abbiamo sviluppato, che abbiamo creato, insomma. Vabbè. Ok, adesso piano piano impariamo, insomma.
Scusa, cosa che devo fare? Non sto capendo. Ok, andiamo al weekend. Adesso vediamo se la grafica regge, perché ho letto che è un po' buggato, c'è qualche crash, speriamo bene. Benvenuti nell'arcipelago della Formula 1. Il Bahrain ha una Nell'arcipelago. superficie ridotta, ma il pubblico sulle tribune sta dimostrando grande spirito. God. Comunque, è ora di vivere un fantastico weekend all'insegna dei motori. Il Va bene. circuito del Bahrain non regala davvero. No, vabbè, no, coglioni sentirti, io devo pensare a ben Ciao, altro. piacere di rivederti. Questo è il primo weekend di gara. Non volevo della sempre... squadra. Ok. È venerdì, quindi ci aspetta la prima sessione di prove libere. Va bene. Sponsor sappiamo, vai. Questa è l'area di preparazione alla gara. Assicurati che la Era qua per prendere la cosa col tracciato. Conoscenza componenti, fiducia nell'assetto non ce l'abbiamo. Bonus prestazioni, mescola, tutti i componenti montati, assetto auto non testato. Quindi questo lo faremo dopo. Piano run. Cominciamo con 6 giri. Modalità attacco. Facciamo passo, consumo carburante normale. Sorpasso, difesa, potenza, neutro. Stiamo su neutro. Ok, cominciamo usando una media. E ok. Mentre l'ando, gli mettiamo una cosa. Laps. No, però sono troppi, se no non capisco dopo 5 giri. Qua mettiamo attacco, consumo carburante massimo, potenza. Ok. Ok. Proviamo così vediamo la macchina come vale alle prestazioni massime. Vai. Durante i weekend di gara puoi scegliere di gestire in prima persona le sessioni. È il tuo primo weekend, quindi dovresti lasciare la gestione delle sessioni di prove alla squadra. Perché scusa? No, non voglio farle io. Perché sta roba, scusami? No, non l'ho ben capita sta roba. Ben ritrovati, stiamo per assistere alle... Ho sbagliato qualcosa. Vabbè. Per massimizzare le prestazioni, la squadra collabora con il pilota su 3 aspetti. Ok. Aggiustando Ok, abbiamo anche dei bonus, qua vedo. 100%, questa componente 1, fiducia 171, 68. Non male. Ok, siamo alle qualifiche. I nostri risultati, le qualifiche si svolgono in 3. Va bene. Allora, qualifying session. Un giro lanciato. Avvia le qualifiche. Come nel caso delle prove, la squadra può gestire per te anche le Ma qualifiche. no, ma scusa. Per questa volta sperimenta in prima. Ah, ok. Sì, perché sennò bisogna dire che cazzo devo fare. Vai, qualifying session. I piloti dovranno segnare il loro miglior Vabbè, lo so. controllo. D'accordo, fai uscire un'auto per il suo primo giro.
Mamma mia che bello però ragazzi. Che grafica ha sto gioco. My god. Guarda che roba. Ok. Allora. Qua sono i danni, se c'ho danni. Viene pulita. Rientro. Ok. Beh, provo a farlo io, dai. Allora, ritmo. La variazione del ritmo gara No, però basta, cioè. monitora La tolgo questa. Conservativo. i controlli del carburante Conserva. permettono ai Basta! non perdere Conserva. mai di vista No, su ogni monopolio. In alternativa non posso. Aspetta, opzioni. Eh... Attivare rumore di fondo, comandi. Niente, devo tenermela ormai. Che bello. se un pilota ha bisogno di un breve incremento di potenza, Oh, grazie. sono previsti accumulo Vabbè, aspettiamo di fare un po' del giro e dopo. Boh, mettiamoci così, mi gasa di più. Quella televisiva è questa. Mamma mia, che grafica! Adesso tra poco partiamo a bomba. Tanta robetta, eh. Speriamo che non siano crash o robe così, perché ho letto su Steam un po' di robe, però dai, speriamo di no, cazzo. Gommatura alta, aderenza alta. Ok. Qua c'è il meteo. nella visuale questa Sì, bravo. Questa è una roba bellissima. Cioè, questa è... Aspetta. Che adesso tra poco andiamo, eh. Need to push. Vai. Roger. Tutto a cannone. Use overtake. Ok. Adesso dovrebbe andare lui, ok. E vediamo. Tutto a cannone ho messo io. Ma invece usalo però, Cristo di Dio. Ma speriamo di fare la cosa giusta. Le gomme sono troppo calde. Ah, c'è anche traffico, perfetto, direi che benissimo. Stiamo un po' in esterna e vediamo che giro mi piazza Ricciardo. Però non potrei fare prove libere, volevo un attimo imparare, vabbè, questa volta bene così. Uno 34 e 1. Ok. Okay, keep looking after the tire. Okay, understood. Ok, nulla rientro, quindi adesso torna ai box, perfetto. Verstappen mi dà già 2 secondi, direi che è meraviglioso. Ok, vediamo qua le velocità, perfetto.
Credo di aver sbagliato qualcosa, però, perché sono troppo indietro. Adesso vediamo il rientro. Stiamo un po' testando adesso, faremo abbastanza cagare, penso. Okay, turn your pit lane. Copy. Ok. Remember the pit lane speed limiter. Pit lane speed limiter. Che bello, ma Il quanto è pilota bello. è rientrato ai box. Devi riconfigurare l'auto prima di rimandarlo in. Riconfigura. Ah, ok, La va bene. squadra aggiornerà il piano di. Bene, dai, no. Qui puoi No, no, basta, basta. Sei la cosa più... durante le. Dammi una bionda, cazzo. Allora. 88. Sì, ma sicuramente devo fare un altro. Aspetto comunque. Un altro devo farne sicuro. Ok. Ok. Allora, giri lanciati 1. Ok. Assetto auto. No. Vediamo se riusciamo a sistemare più cose. Proviamo così. Ok. La rischiamo. Bene, adesso qua andiamo quanto manca. 19, ancora manca un po', dai. Ci facciamo andare un po' gli altri. Molto bene. Quando vuoi, puoi verso la Ok, ok, molto semplice. Mamma mia, bel giro ho fatto. Sì, cioè, la McLaren è fortissima, però qualcosa di meglio potevo farla, secondo me. Lunghetta, eh. Ascolta, facciamo andare Norris, però. Ok. Allora abbiamo Landone. Abbiamo Landone. Tutto basso, ovviamente. Ok. Al massimo. Al massimo. Vai. Tempo sul giro. Ok. Vai Landone, fammi un buon giro, cazzo. Ciardo 16esimo per il momento. Dai, almeno qualcuno abbiamo tenuto dietro. Cazzo, ma sono un... No, Fio, sono un deficiente. Stavo guardando l'orario, manca un minuto alla fine del Q1. No, sono un deficiente ufficiale. Quanto manca? No, non ce la faccio. Ricciardo rimane 16, ma stavo guardando dall'altra parte. Fio, scusate, devo prendere un attimo, devo ambientarmi. Ricciardo fuori dal Q1, benissimo. Proprio siamo partiti bene. Ma guardavo di qua. Addio Cristo. Vabbè, non ho tempo di riuscire purtroppo con Ricciardo. L'auto è appena andata larga. Cos'è? Ecco il replay. Vediamola. Ecco Nicolas Latifi. Che bello. Incredibile, perde completamente. Completamente. Ti prego Norris, almeno tu vammi in Q2 perché sennò Fiole è un disastro.
Prego, almeno tu, 32. 13°. Adesso bisogna capire gli altri, però. Mamma mia, siamo scandalosi, però, So Daniel, the session has now finished. Ottimo lavoro, insomma. Vediamo se Norris mi rimane. Aia. Siamo fuori con tutte e due. Purtroppo non siamo riusciti a qualificarci alla Q2. Peccato, ma è... Figura di merda che ho fatto. Ottimo. Pole di Verstappen. Benvenuti, ormai ci siamo. Beh, facciamo un Le pezzettino squadre della gara, dai, stanno facciamo parte a 1 e parte eseguire gli 2. ultimi controlli. Finora non è stato un buon Andiamo un weekend attimo. per la McLaren. No. Sarà probabilmente delusa dal piazzamento in griglia. Sì. Ma una volta in pista avrà tutte le occasioni per scalare la classifica. Prestazione discreta nelle qualifiche per la Ferrari, che potrà Che sicuramente bello, però. sfruttare il risultato a suo vantaggio durante la gara. È una serata nuvolosa con alte probabilità di pioggia. Scusa? Tutti i team dovranno essere Non pronti credo. a cambiare strategia in corsa. Le scuderie avranno molto da fare, ma anche per i piloti e le monoposto. Non credo che ci sarà pioggia in Bahrain. Ok, siamo all'evento clou, il Gran Premio del Bahrain. È la... Che palle, però che figura di merda che ho Ogni fatto. pilota effettuerà almeno una sosta ai box. Vabbè, lo so. Imposti... Allora. Ogni weekend la squadra redigerà la strategia. Se pensi che è una pro... Tanto teniamone solo una perché con due non mi capisco. Ora Ricciardo gli farei fare una strategia un po' più lunga. Allora. D'accordo, strategia. Allora, io farei la pazzia. Partirei con le hard. Ok, questo lo togliamo. Così diciamo. Molto rischiosa, eh. Da quello che ho capito io devo stare sempre sopra la linea. Diciamo che alla fine qua soffrirò molto. Vediamo se è buona la 1,30. 1,30 e 41. 40, sì, era. Avevo scelto quella giusta comunque. Godo. Ok, quindi per Ricciardo io terrei questa. Assolutamente. Me l'ha salvata? Dovresti valutare una strategia. Non me l'ha salvata ovviamente. Allora, hard, medio, 31. E come faccio a confermarla? Ah, ok. Bene, quindi questa è la strategia, perfetto. Boh, invece per Lando facciamo qualcosa di più, diciamo. Ciascun pilota ha la propria strategia. Sì, io starei sulle due così, sinceramente. Allora, partiamo con le soft. E andiamo un po' più aggressivi. Dopo le medie. No, siamo troppo. Ok, il 20°, però forse andiamo un po' prima. Qua il 40. Potremmo fare così. Boh, speriamo. È questa. Boh. A posto. Quindi
Strategie diverse ovviamente. È nuvoloso per il momento il meteo. E vediamo. Stanotte il cielo è coperto, mentre i piloti sono schierati e pronti a partire. Mamma Ed mia. ecco Lando Norris. Oggi partirà dalle retrovie dello schieramento. Dovrà superare molte auto per arrivare al Ma ce la facciamo, ce la facciamo. E ci sarà la bandiera rossa. Ancora c'è Ricciardo. Partirà dalla parte bassa dello schieramento e dovrà darsi da fare per conquistare il podio. Io ci provo. È il momento che stavamo aspettando. L'Olex. Godo appieno. Ed eccoci qui al Gran Premio del Bahrain. Mamma mia, si parte ragazzi, Motorsport Manager F1 Manager 2022. Vai. E via, partiti. Io comincio subito a bomba però, Let's try and push up. con tutti e due. Il primo giro è così, per me almeno. Vai. Beh, Ricciardo è già ultimo, perfetto. Gommatura molto bassa ovviamente. Norris 17esimo, tutti e due hanno perso, perfetto. Dov'è il consumo gomme? Ah ok, 98, perfetto. Okay, Lando, nice job. Dai, dai Norris, su, bravo. Qua abbiamo una La schermata McLaren così. sale e va avanti. Sì, sì, abbiamo visto, abbiamo visto. Ricciardo è una cosa imbarazzante. Mamma mia. Bravi, se Norris è scatenato. Nice job. Norris deve farmi i primi giri a bomba. Sorpasso spettacolare della McLaren. Ottimo Lando. Ricciardo mi preoccupa che proprio non riesce a fare niente. Ma che posso togliere sta roba? Grazie. Oh, Ricciardo ne supera uno finalmente. Copy. You're doing a good job. Com'è? Bravo Ricciardo. Allora adesso veniamo aggressivo, equilibrata e neutro. E qua perché sennò Fioi equilibrata. Just be Anzi, careful with this accumulo. tyre. E vediamo come vanno. Bravo Norris. Okay, mate, good job. So, recharge on. Sul passo, sì sì, Norris molto bene, Ricciardo un po' meno. Dai che vogliamo gli incidenti, però vogliamo i colpi di scena, Fioi. Che ho usurato un po' le gomme, ma neanche troppo, dai. DRS enabled. Dobbiamo stare attenti perché abbiamo Ocon che ci vuole superare. Bravo, Norris tiene per il momento. Ricciardo sta lottando. Mamma mia, è dura però, controllare tutto. Dai, Ricciardo, madonna di Dio.
Ricciardo deve un po' muoverci però, Use overtake. Dai, abbiamo almeno le Williams le superiamo, grazie. Vediamo Lando qua. Ocon mi supera purtroppo. Perso addirittura 2 posizioni. If you can, push. Got there. Ok. La McLaren sale e va avanti. Ecco, Ricciardo sta un po' salendo. Il problema è che Norris ha perso 2 posizioni praticamente in pochissimo tempo. Non una buona cosa. Andiamo un po' più veloci. Vediamo l'usura. Ok, Norris si risupera tutti e 2. Perfetto. Non mi interessa. Batteria scarica, accumulo. Siamo su standard, anche qua. Devo un attimo prendere la mano, ragazzi, Nel corso della gara ricorda di non perdere mai di vista la Ah, ok, grazie, questo mi serviva. Durante la gara puoi usare la visuale strategica per le Ok. scale. Allora, vediamo, adesso mettiamo pausa un secondo. Allora, prossima finestra dal 28 al 34, ok. Perfetto, la stessa cosa qua mi dice di Norris, 82. Tra il 17esimo e il 23esimo. Ok raga, adesso io vado per questo video, una seconda parte vediamo la fine della gara. Un saluto dal comandone veneziano, sto gioco sembra veramente tanta roba, devo un attimo ambientarmi, sono un po' spaesato, però veramente una figata. Raga, alla prossima, ciao!